Villa Caffo di Rossano Veneto ospita una mostra interamente dedicata a Ottone Brentari, illustre storico, poeta, educatore, giornalista, politico, fervente sostenitore dell'Italia unita in occasione del secolo dalla sua morte, che avvenne proprio a Rossano, dove l'autore si trasferì negli ultimi anni di vita. Esposta a una serie di pannelli che ne narrano l'esistenza, che raccontano le sue esperienze come docente a Rovereto, Trento, Bassano, mostrano i suoi scritti anche come guida alpina, essendo socio CAI, pagine che raccontano la poesia delle montagne. Di origine trentina, figlio di terra di confine negli anni di fuoco a cavallo tra 8 e 900, Brentari fu esempio di un impegno civile, culturale, politico e sociale, come ha sottolineato l'assessore alla cultura di Rossano Marco Zonta. Non credo sia azzardato affermare che quello che adesso noi chiamiamo marketing territoriale sia stato più o meno inventato un secolo e mezzo fa proprio da Ottone Brentari. Una figura che però purtroppo proprio nel nostro territorio è poco conosciuta e con la mostra che in questi giorni abbiamo appunto qui a Rossano cerchiamo in qualche modo di colmare questo gap con la speranza, anzi con la certezza e con l'impegno che sia un primo passo nella riscoperta di questo importante testimone del nostro territorio. La mostra si potrà visitare il sabato e la domenica sino al prossimo 20 novembre.